Mucastore nasce da un'idea di 3 amici e che parlando e disquisendo hanno avuto l'idea di fare questo progetto che trovando questa location che è diciamo la loggia e il locale più antico di Pieve di Soligo, e trovando questo spazio, vedendo questo spazio, è nata l'idea del Mucastore. Il Mucastore è una steakhouse. Abbiamo scelto le carni dai nostri allevamenti che sono nella zona, quindi parliamo del Montello, parliamo degli allevamenti del Farrese, per poi spaziare alle nazionali e alle internazionali, comunque sempre restando a allevamenti di bovini allo stato brado, mai da allevamenti intensivi. Questa è proprio la nostra filosofia che ci contraddistingue, diciamo. I nostri cavalli di battaglia appunto sono le nostre carni, la selezione delle nostre carni e delle nostre lombate che selezioniamo accuratamente andando a vedere anche l'allevamento proprio. E cavalli di battaglia sono anche le nostre tartare, la nostra tartare fatta al carrello e fatta al momento davanti al cliente. Servizi che un po' vintage, perché sono servizi che andavano di moda negli anni 80, li abbiamo recuperati e sta funzionando, un prodotto che funziona. Abbiamo voluto dedicare e dare uno spazio concreto alla giornata del giovedì, che è la nostra giornata del bollito. Abbiamo ripreso anche questa tradizione che comunque veneta, e abbiamo dedicato questi 9 tagli di carni al bollito, serviti sempre al carrello, come dicevo poc'anzi, e accompagnati dalle nostre salse homemade, fatto tutto in casa. E questo luogo legato al Mucastore, oltre che a essere un punto di ritrovo per chi abita ovviamente nella nostra città, nei nostri paesi, è stato creato, cioè è stato pensato anche per l'accoglienza turistica. Infatti all'interno, oltre la bottiglieria, oltre che un reparto food in cui andremo a selezionare dei prodotti locali a chilometri zero, andremo anche a svolgere un ruolo di accoglienza, perché adesso quello che serve in questo momento in cui siamo entrati nella zona UNESCO è proprio questa. Abbiamo un luogo da valorizzare, un luogo meraviglioso, e abbiamo visto che quello che manca è anche questo, cioè riuscire a dare dei servizi a chi viene da fuori, a chi arriva qui e si sente spaesato perché abbiamo così tante cose da offrire che non riusciamo a indirizzare. Ma allo stesso tempo gli mancano dei servizi base, come potrebbe essere un trasporto o comunque una guida o una figura, che poi quella là che stiamo creando, perché è molto ibrida, è tutto un work in progress, una figura che gli possa dire e programmare le loro giornate all'interno delle nostre colline.